Abbiamo qui il vice allenatore della Sicilia. È stata una partita abbastanza combattuta e rovente. Come pensa che i suoi ragazzi abbiano vissuto questa esperienza? Sicuramente per i ragazzi è un bel palcoscenico dove poter dimostrare il loro valore, sono sicuramente tra i migliori d'Italia a rappresentare appunto la pallavolo e ci tengono a far bene, a dimostrare il loro duro impegno che hanno avuto durante questi anni che sono stati come tappa d'avvicinamento a questo trofeo. Sicuramente il livello è alto, come è giusto che sia, da questa manifestazione usciranno gli atleti del futuro, i futuri giocatori della Serie A e anche appunto della Nazionale, e quindi per loro speriamo che ci sia anche qualcuno della nostra rappresentativa e per loro può essere soltanto un onore essere già qui. Poi ovviamente vincere le partite, giocarsela punto a punto con squadre anche che hanno dei centimetri, hanno un blasone maggiore, sicuramente questo ci rende orgogliosi. Purtroppo oggi nella partita con le Marche non siamo riusciti a dimostrare quello che abbiamo fatto nelle partite precedenti. C'è un pochettino di rammarico, però cercheremo già domani di ripartire e di dimostrare realmente il nostro valore. Ve lo auguriamo. Un'ultima cosa, c'è stato un cartellino rosso durante la partita. Le era mai capitato di vedere un cartellino rosso nei confronti di un allenatore? Sì, mi è capitato poche volte a dire la verità, perché comunque la pallavolo è uno sport diciamo, dove questi fenomeni sono abbastanza rari. Quando succedono è perché magari sono stati anche reiterati nel tempo, un pochettino hanno esasperato un po' gli animi, però diciamo che è stato sempre tutto dentro i parametri del regolamento. L'arbitro ha fatto questa scelta, noi l'accettiamo, però di conseguenza ce ne assumiamo le nostre responsabilità, però essere diciamo, penalizzati su quei punti in maniera, diciamo, anche in maniera eclatante, sbagliando degli errori diciamo, di valutazione così gravi può esasperare la partita, ma diciamo, non tanto noi allenatori ma quanto i ragazzi, perché comunque sono loro i protagonisti e non gli arbitri. Gli arbitri sono giustamente di contorno come siamo anche noi allenatori e facciamo fare i protagonisti ai giocatori. Bene, la ringraziamo molto e in bocca al lupo. Crepi.